Influenza aviaria nel veneziano. A Mira per ora è unico e riguarda una zona isolata, avverte Confagricoltura, ma per il settore è una spia da non sottovalutare. Il clima a Mestre è insofferente, temo si possa creare l'effetto del farsi giustizia da soli, lo pensa Don Natalino Bonazza, che ha deciso di organizzare degli incontri nei luoghi feriti della città. Durante i controlli al terminal di Fusina, i militari della finanza e i funzionari delle dogane hanno scoperto un turista con 14 lingotti d'oro nel borsello, immediato il sequestro. Sono 20 anni che segnaliamo la pericolosità di quest'albero, adesso c'è piombato in casa, il timore che accada anche con altre piante, l'appello di una famiglia mestrina. Bisogna alzare prima, le procedure vanno riviste, a dirle il sindaco Brugnaro, dopo le recenti polemiche per il sollevamento del Mose all'ultimo minuto. Delegato RSU della FEMCA Cisle Venezia, accusato di un presunto sabotaggio alla caldaia, la Trevus Sigma di Porto Marghera ha deciso di sedersi attorno ad un tavolo per rivedere la propria posizione sulla sospensione. Taglio del nastro di Port Days. Dal 4 al 6 ottobre il porto si apre alla città grazie all'iniziativa promossa dall'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. In primo piano l'avete sentito dai titoli: il primo caso di influenza aviaria si è registrato a Mira ed è preoccupazione tra gli allevatori. Noi teniamo monitorata la situazione e comunque, ripeto, l'agitazione in senso buono, la preoccupazione nel settore è molto, molto alta. Il settore avicolo è in allerta. Un caso di influenza aviaria è stato confermato a Mira, nella riviera del Brenta. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha rilevato il primo focolaio autunnale il 1° ottobre in un allevamento di tacchini. Sebbene si tratti di un caso isolato, la notizia ha destato allarme tra gli allevatori, soprattutto perché l'episodio è avvenuto con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso. Confagricoltura Veneto ha spiegato che il freddo precoce ha probabilmente accelerato la migrazione degli uccelli, portando il virus prima del previsto. Questo caso ha fatto scattare tutta una serie di protocolli sanitari previsti dalla Regione Veneto, anche in applicazione delle normative regionali, nazionali ed europee, per isolare, quindi si è creata un'area di isolamento intorno a questo allevamento. Il problema, secondo me, reale e che forse non viene molto sottolineato è il danno economico che subiscono gli allevatori, perché allo stato attuale non sono previsti ristorni per chi dovesse abbattere i capi, procedura prevista dal protocollo di cui si parlava prima, e soprattutto non sono previsti neanche degli incentivi per le vaccinazioni. Quindi il problema è economico, che va a toccare un settore che è quello avicolo, che non sta attraversando un buon periodo. Il presidente di Confagricoltura Venezia, Stefano Tromboni, dopo aver rassicurato i consumatori l'aviaria non è in alcun modo contagiosa per l'uomo, ricorda quando nello stesso comune nel 2017 furono abbattuti 20.000 tacchini e lancia un appello al mondo della politica. Mentre ho lanciato un messaggio, mandato un messaggio ai consumatori dicendo non preoccupatevi, dall'altro vorrei anche che fosse chiaro alla parte politica, al decisore pubblico, a chi comunque poi deve prendere in mano queste cose, che il settore non può solo subire questa situazione, ma deve essere anche supportato, perché il danno è realmente consistente. Il clima a Mestre è insofferente e temo si possa creare l'effetto di farsi giustizia da soli. Lo pensa Don Natalino Bonazza, che ha deciso di organizzare degli incontri nei luoghi feriti della città. Ho esternato anche, il mio sentimento, il mio timore, dicendo che temo appunto una violenza che poi può dilagare anche nel modo di farsi giustizia da sé. Perché se è così diventiamo una giungla, non più una città. Per questo, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno pesantemente coinvolto Mestre, il parroco di Viale San Marco ha deciso insieme ad alcune fedeli di organizzare degli incontri nei luoghi feriti della città, partendo proprio da Via Piave. Un segno semplice, breve, però il fatto di farlo in strada, cioè in un luogo che sentiamo tutti pericoloso, perché invece diventi un luogo che può essere frequentato, una città amica, non una città
per così dire, dove vince l'avversione reciproca. Questo è il senso della nostra preghiera. 4 appuntamenti ogni lunedì di ottobre alle 19:30 per affrontare questo momento di paura insieme. Ma oltre a Via Montello, lo spunto a Don Natalino arriva anche da un altro episodio che racconta nel settimanale della parrocchia. Un tentativo di scippo in un bus che gli ha fatto capire quanta tensione ci sia tra i cittadini. E sull'idea del sindaco Brugnaro di riportare i lagunari per presidiare la zona, Don Bonazza commenta. Può essere un deterrente importante perché probabilmente la prevenzione ormai va giocata su tanti fronti, non solo su un fronte. Certo è un gesto un po' eccezionale, però penso che risponda all'eccezionalità del momento e tutto va proporzionato. In questo caso, diciamo, i lagunari prima di tutto, se vengono per proteggere la cittadinanza, non tanto per appunto agire militarmente, non è il senso, per proteggere, possono dare un senso di sicurezza al fatto di vederli e loro stessi sono visti. Quindi secondo me è un gesto che, curato bene, è proporzionato all'attuale situazione che viviamo. E a Mestre gli agenti della polizia locale hanno sgomberato il sottopasso Santa Maria dei Battuti, l'intervento che rientra nel programma volto alla riqualificazione degli edifici abbandonati è stato eseguito insieme agli operatori sociali del pronto intervento dell'area coesione sociale e personale del gruppo Veritas, che ha provveduto alla rimozione dei bivacchi e alla chiusura del cancello applicando una catena con apposito lucchetto. È stata riscontrata la presenza di 2 giacigli di fortuna. Incredibile scoperta da parte dei militari della Guardia di Finanza e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane, che hanno scoperto un turista con, pensate, 14 lingotti d'oro nel borsello. Quasi 1 chilogrammo di oro nel borsello e tanta faccia tosta, credendo di passare diritto senza essere ispezionato. Durante i controlli ai passeggeri al terminal di Fusina, i militari della Guardia di Finanza e i funzionari dell'Agenzia delle Dogane hanno scoperto che un cittadino nord europeo, appena sbarcato da una nave proveniente dalla Grecia, portava con sé 14 lingotti d'oro. Nonostante la presenza di cartelli informativi, il turista non ha dichiarato i valori e la valuta trasportati. Alla domanda siamo consigliere, lui non ha risposto e abbiamo provveduto a fargli un controllo e abbiamo rinvenuto all'interno sia valuta 11.500 euro e lingotti d'oro per un valore di circa 50.000 euro. I 14 lingotti d'oro per un peso complessivo di 825,4 grammi e un valore di circa 50.000 euro sono stati trovati all'interno di un borsello che l'uomo portava con sé. La legge riguardo al trasporto del prezioso metallo impone l'obbligo di dichiararne il trasporto quando il suo valore è pari o superiore a 12.500 euro. Pertanto i lingotti sono stati sequestrati. Durante la perquisizione del mezzo nel bagagliaio all'interno di un barattolo di pittura sono stati trovati 11.500 euro in contanti che a suo dire aveva nascosto per paura di essere derubato. Per la valuta gli abbiamo fatto un sequestro, quindi su 11.500 euro gli hai fatto un sequestro di 400 euro e quelli sono stati versati direttamente a fondo di giustizia, quindi è per la sanzione che gli viene applicata. Mentre per quanto riguarda l'oro, l'abbiamo sequestrato tutto quanto. Se è un oro che è suo di proprietà perché l'ha acquisito direttamente dalla vendita di qualche immobile o dagli acquisti che ha fatto nel suo paese nativo, gli verrà solo sanzionato, altrimenti verrà sequestrato del tutto e passa al fondo di giustizia. Questa operazione antifrode, mirata anche a prevenire il riciclaggio di denaro, è il risultato della stretta collaborazione tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza. Sono 20 anni che segnaliamo la pericolosità di quest'albero e adesso c'è piombato in casa. Il timore è che accada anche con altre 2 piante. L'appello di una famiglia mestrina ad intervenire prima che sia troppo tardi. 20 anni di incurie, 20 anni di segnalazioni al comune inascoltate, 20 anni in cui noi residenti dicevamo che questi alberi sono pericolosi e piantati troppo vicino al confine,
Ieri sera con il vento e la pioggia è venuto giù un albero. Erano le 19:30 circa. A causa del forte vento e della pioggia, l'albero del parco comunale è caduto nell'abitazione di Federica in via Gatamelatta a Mestre, una laterale di via Bissuola, dove la ragazza vive insieme alla sorella e agli anziani genitori, affetti da gravi patologie cognitive che hanno vissuto momenti di angoscia e paura. Recando danni alla mia proprietà ingenti, recando problemi alla sottoscritta che sono in carrozzina, e mi chiedo a chi mi devo rivolgere, perché qua in Italia purtroppo si arriva sempre dopo. Avevamo avvisato il comune di farlo prima, ma qua in Italia si aspetta sempre il morto e si interviene dopo, non c'è una prevenzione purtroppo. E questi sono 20 anni di incuria del verde pubblico, dopo decine di segnalazioni fatte. Sul posto sono giunti immediatamente i vigili del fuoco che hanno tagliato i tronchi lasciandoli lì perché in mattinata gli addetti del comune sono venuti a portare via l'albero, posizionando una recinzione provvisoria tra il parco e l'abitazione. Ma il timore della famiglia è che con queste continue piogge e raffiche di vento possano cadere anche altri 2 alberi che a quel punto colpirebbero la casa e non solo il giardino. L'appello della famiglia è a intervenire quanto prima. Acqua Alta e Mose, bisogna alzare prima, le procedure vanno riviste, a dirlo è il sindaco Luigi Brugnaro dopo le polemiche per il sollevamento del Mose all'ultimo minuto. Sai cosa stavo facendo intanto che voi mi stavate aspettando qui? Stavo cercando la spizia per il discorso del Mose, perché quando tu, certo, ma è evidente, ti sembra una roba normale. E adesso mi hanno mandato un protocollo che non va bene, adesso glielo dirò, quello che devo dire lo dico a lei e sistemiamo di nuovo sta roba. All'inaugurazione del Salone dell'Alto Artigianato Italiano all'Arsenale, il sindaco Brugnaro ha espresso sconcerto per le modalità di gestione del Mose, soprattutto dopo le polemiche di commercianti e residenti di Piazza San Marco che mercoledì, quando la marea in laguna era già a quota 90 centimetri, si sono ritrovati nuovamente con i piedi nell'acqua a causa dell'innalzamento all'ultimo minuto delle barriere. Eravamo noi sempre, anche se non abbiamo nessuna autorità, non abbiamo nessun potere, però insistevamo, litigavamo al telefono. Bisogna alzare prima, poi ribadito Brugnaro, che ha affrontato anche la questione del moto ondoso, per cui il noto ristoratore Arrigo Cipriani nei giorni scorsi ha querelato il comune e la capitaneria di Porto. Adesso faremo anche questo, aspettiamo il Parlamento, è inutile che quell'altro dice denuncio, cosa denunci? Denuncia chi? Sul bacino, sul canale della Giudecca, dove il comune, lo sanno tutti che non ha nessuna competenza. Perché non dite che il comune è l'unico che mette la polizia locale a vigilare quando invece dovrebbero farlo altri? Lo sapete che le rive della Giudecca, per volere di Franceschini, sono state tutte vincolate? Intanto l'8 ottobre ci sarà un tavolo tecnico convocato dalla struttura commissariale del Mose proprio sul tema dei sollevamenti, cui parteciperanno gli enti interessati, Brugnaro e Spitz compresi. Prima vittoria della CISL e passo in avanti nella distensione dei rapporti con i vertici della Trevi Sigma di Porto Marghera. L'azienda ha accettato di sedersi ad un tavolo per valutare la posizione del delegato sindacale sospeso. Sentiamo. Lo sciopero dei lavoratori davanti ai cancelli della Trevi Sigma di Porto Marghera in via Malcontenta è scattato regolarmente questa mattina alle 6. Era previsto per 12 ore, ma il presidio si è chiuso in anticipo in quanto i vertici dell'azienda hanno accettato di sedersi a un tavolo con i sindacati per valutare la posizione del lavoratore sospeso. Un uomo di 56 anni e residente a Mira è stato infatti allontanato dallo stabilimento in quanto accusato di un presunto sabotaggio alla caldaia e questa prima apertura dell'azienda a un incontro è una vittoria sindacale, come spiega il delegato della CISL Francesco Coco. Oggi siamo qui per dire basta a questi gesti, a queste azioni, a questi attacchi e nello stesso tempo a tutelare quelli che sono i diritti ma che l'azienda a volte fa fatica ad assorbire. Il lavoratore è finito nel mirino del provvedimento e anche un delegato sindacale, perciò la sospensione è stata interpretata dai sindacati anche come un attacco allo stesso sindacato e alle istanze dei lavoratori. Abbiamo subito un allontanamento
da verificare ancora quali sono stati i motivi che hanno portato l'azienda ad allontanare il nostro delegato dallo stabilimento con delle accuse che noi reputiamo gravi ma comunque infondate. L'incontro è previsto per la prossima settimana, il giorno deve essere ancora fissato, se non ci sarà un chiarimento la mobilitazione proseguirà ad oltranza. Difendere quelli che sono i diritti sindacali, i diritti di sciopero e difendere il nostro delegato con delle azioni di manifestazioni, di protesta, di presidio affinché l'azienda faccia un passo indietro. Da oggi a domenica i Port Days 2024 animeranno Venezia, Marghera e Chioggia con una serie di eventi culturali, formativi, sportivi e ludico-didattici. 2, 1, eccolo qui inaugurato! Taglio del nastro di Port Days, al via l'iniziativa Tutti a Bordo promossa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale. Quest'anno, grazie ai 32 partner coinvolti e le 14 iniziative in programma, l'edizione si distingue per il messaggio di inclusione, un modo nuovo per partecipare e conoscere da vicino il mondo portuale. Quest'anno abbiamo voluto dedicare, insieme a tutte le forze dell'ordine che operano all'interno del porto, un villaggio per i bambini e per i ragazzi. In questo villaggio potranno conoscere chi lavora all'interno del porto, potranno giocare perché con una collaborazione con il CUS ci sono tanti angoli in cui possono sperimentare vari sport e potranno anche conoscere i mezzi nautici della Capitaneria, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'ordine che operano da noi. L'evento, patrocinato dai comuni di Venezia e Chioggia, si svilupperà in 3 giornate, ognuna dedicata a un diverso contesto: Venezia Centro Storico, Marghera e Chioggia. Tantissimi bambini che scoprono il porto, scoprono le attività che vengono fatte in porto e magari scoprono anche una nuova professione che potrebbero fare un domani. A Venezia, tra le novità di quest'anno, un villaggio portuale allestito di fronte a Santa Marta con attività sportive, laboratori didattici e stand informativi come quello dell'Agenzia delle Dogane. Qual è la vostra funzione? Noi siamo l'arbitro del commercio internazionale perché dobbiamo garantire, per esempio, che i prodotti che entrino nell'Unione Europea siano sicuri. Nella banchina di San Basilio presenti anche alcuni mezzi portuali da visitare. Dai rimorchiatori, ormeggiatori, terminalisti, agenti marittimi, così che è importante per far vedere ai bambini cosa si viene fatto in porto. Domani a Chioggia, presso la D'Arsenale Saline, organizzati incontri per gli studenti delle scuole superiori per conoscere le carriere marittimo-portuali. Ci saranno postazioni interattive, dimostrazioni di voga alla veneta e visite guidate alla Capitaneria di Porto. Nel pomeriggio una caccia al tesoro coinvolgerà grandi e piccoli, seguita da una festa all'Auditorio San Nicolò. Porto Marghera chiuderà i Port Days il 6 ottobre con un tour in barca lungo le banchine portuali e visite guidate alla Venezia Hermitage Tower, offrendo un viaggio tra passato e presente di questa realtà. Ed era l'ultimo servizio per il TG di Venezia, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Arrivederci.